Buon pomeriggio dalla Belbotea Arena, penultima giornata di regular season con il team Giorgione di mister Alemao già sicuro del secondo posto, che ospita la Canottieri Belluno in una sfida dove i bellunesi cercheranno quei punti per confermare la zona di salvezza. Attualmente sono a +3 sui play-out dello Jesolo, dunque bellunesi con un piede e mezzo ancora nella prossima Serie B. Team Giorgione invece che dopo la sfida che chiuderà il girone di ritorno alla regular season, in programma il prossimo 28 di marzo con il Futsal Giorgione, si cimenterà nei playoff. Con la maglia numero 20 pronto Gianmarco Vigna invece a far partire questa sfida, i primi 20 minuti. Service a Pesaro, una vecchia conoscenza del Futsal Veneto ed Altamarca. Robigno per Bortolini, il tiro, Stefani dalla parte opposta, il break del Giorgione, Stefani la palla in mezzo per Celona che la deve soltanto spingere in rete sul secondo palo. 4:23, mette il naso avanti il team Giorgione con Stefani che tocca il suo primo pallone, una staffilata mancina sul secondo palo che sbatte su un ben appostato Celona. Piccolo rischio, Vigne, bravo Stefani a recuperare il pallone, lo scambio con Leo Senna. Leo Senna, lo scambio tra i due, Leo Senna fa partire Stefani che salta, una giocata, non fa ripartire, attenzione a Vigne. Ripartenza per i bellunesi, Reolon in fallo laterale, il tiro, finta, palla per Leo Senna salta gli avversari, De Chiara, attenzione Malosso, Robigno sul secondo palo, riesce tutto a fare ripartire Robigno che cambia il lato, Stefani poi recupera il pallone, il golasso di Nicolas Stefani che recupera palla a metà campo, poi fa partire un siluro che nulla c'entra con quelli che purtroppo stiamo vedendo altrove. Robigno pronto a battere, Robigno lascia a Bortolini, il mancino lungo per Malosso che protegge il pallone, serve per Dalfarra, Robigno si accentra, il tiro ma è preciso Bianchi, giocata, capisce tutto quanto è Belluno, Bortolini, la riapre Alessandro Bortolini a 5:37 dal gong. Grande azione questa della formazione bellunese, 3 passaggi a tagliare la Belbotea Arena. De Chiara, 3:50, De Chiara, si porta il pallone sul mancino, il pallone che resta lì, Bortolini sul secondo palo, il pallone che resta lì e Bianchi è spettacolare, è spettacolare. 7-8, eccolo qua, qui il pallone resta lì, la parata, tutto, cioè sembrava un flipper senza aver usato la monetina, bravissimo qui Alessandro Bianchi che ha detto di no più volte. Palla direttamente dalle mani di Dalfarra che rilancia a lungo, poi arriva Stefani che si prende il pallone sulla sirena finale con il team Giorgione che chiude la regular season in casa battendo 2-1 la Canottieri Belluno in una partita vivace. È mancato soltanto il punto del pari, la formazione di mister Giacomo Calvi che di certo non ha sfigurato, e ci domandiamo perché sia lì in fondo a lottare per una salvezza che cercherà con le unghie e con i denti fino all'ultimo secondo sabato 28 marzo. Con Andrea Di Giambattista il vostro test saluta i direttori di gara che hanno fischiato con l'applauso del pubblico. Appuntamento giovedì sera 20:30 sul canale YouTube di Futsal Veneto TV per la quarta puntata di Zona Futsal. Noi ovviamente ci saremo, aspettiamo anche voi, buonanotte.